vita per Stefano Perale, il docente cinquantenne che ha ucciso nel suo appartamento di Chirignago Anastasia Shakurova, incinta, e il fidanzato Biagio, buon uomo. Avvistato il cadavere di un uomo nelle acque di Cassabbioni, potrebbe trattarsi di Gianfranco Bullo, il tassista 49enne scomparso dopo essere uscito con la barca. Un altro medico vittima di aggressione, il direttore dell'Ulce 4, Carlo Bramezza, chiede più agenti per garantire la sicurezza. Residenzialità, la giunta comunale ha approvato 2 bandi per giovani coppie giovanissimi con l'obiettivo di ripopolare la città e offrire nuove opportunità. Da 8 anni vive senza acqua nella sua casa di malcontenta perché non può permettersi di pagare la bolletta, una situazione ai limiti dell'assurdo, quella raccontata ai nostri microfoni. Sono sempre stato contrario a limitare gli accessi a Venezia, ma ora dovrò troppo. L'assessore regionale al turismo Federico Caner si converte al numero chiuso. Una gita in mare aperto su una barca attrezzata o un giro in kayak sono alcuni dei servizi che l'Ulce 3 e Regione Veneto hanno reso accessibili anche ai disabili sulle spiagge di Sottomarina. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di questa sera: pronunciata la sentenza carcere a vita per Stefano Perale, autore del brutale omicidio di Anastasia Shakurova e del suo fidanzato Biagio Buonomo Junior. Sentiamo. Ergastolo per Stefano Perale. Il giudice ha disposto il massimo della pena possibile al netto dello sconto determinato dalla scelta del rito abbreviato che in questo caso cancella l'obbligo di isolamento diurno per il docente cinquantenne che nel giugno dello scorso anno ha brutalmente ucciso nel suo appartamento di via Abruzzo a Chirignago Anastasia Shakurova di 30 anni, incinta, e il fidanzato Biagio Buonuomo Junior, 31enne. I due erano stati invitati a cena, narcotizzati e uccisi. Composta la reazione dell'imputato in aula. Ha ascoltato, come ha sempre ascoltato, tutte le arringhe dei difensori, in testa bassa, con uno sguardo visivamente emozionato. Ovviamente è una pena molto pesante, quindi si può immaginare cosa significa ascoltarla nei propri confronti. In mattinata il pubblico ministero Giorgio Gava aveva replicato all'arringa dei difensori di Perale, gli avvocati Lazzaro e Bortoluzzi, che avevano chiesto l'assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere. Che fosse un possibile epilogo altamente probabile, l'abbiamo sempre saputo, in quanto il compegno probatorio era particolarmente pesante. Avevamo evidenziato la lettura degli atti che a nostro modo di vedere risultava essere giusto rispetto al processo giusto che chiedevamo che fosse applicato. Il giudice ha ritenuto diversamente, ovviamente rispettiamo la sentenza, attenderemo di leggerne le motivazioni e dopodiché svilupperemo criticamente le nostre osservazioni in appello. Il giudice ha dato ragione all'accusa, accogliendo la tesi secondo cui Perale, reo confesso, avrebbe architettato in anticipo il duplice omicidio, mosso dalla gelosia nei confronti del rapporto che Anastasia aveva instaurato con il compagno Biagio. Condannato in primo grado per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, le accuse nei confronti di Perale sono di vilipendio di cadavere, violenza sessuale aggravata nei confronti di Anastasia Shakurova e procurato aborto. Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 400.000 euro per i genitori della ragazza, oltre che per il padre di Biagio, riservandosi in un secondo momento l'individuazione dell'ammontare del risarcimento danni. Il padre e la sorella di Buonuomo, infatti, a suo tempo chiesero 5 milioni di euro ciascuno, mentre i genitori e l'ex marito di Anastasia Shakurova, soffocata con un cuscino, ne chiesero 4 milioni totali. Continuiamo con la cronaca. Potrebbe essere di Gianfranco Bullo, il 49enne scomparso da giorni, il corpo ritrovato questa mattina nelle acque di Punta Sabbioni. È stato individuato questa mattina nella zona di Punta Sabbioni, all'altezza della bocca di Porto del Lido, il cadavere di un uomo. Era in acqua e galleggiava. La segnalazione è giunta alla Guardia Costiera da parte di un diportista. Sul posto sono intervenute poco dopo le unità navali della Guardia Costiera, oltre a quelle dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Venezia, che hanno provveduto al recupero della persona deceduta.
Sono in corso le indagini e tutti gli accertamenti necessari per capire se il corpo possa corrispondere a quello di Gianfranco Bullo, il tassista 49enne del Lido scomparso da alcuni giorni dopo essere uscito con la propria barca in laguna. Nelle ore successive l'uomo era stato cercato in tutta la zona sotto il coordinamento della Guardia Costiera, con mezzi navali e aerei di varie forze di polizia e di soccorso. Bimba nomade rapita per costringere la madre a borseggiare i turisti e restituire un debito di 10.000 euro. È inquietante la ricostruzione dei fatti resa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Assume contorni ben più inquietanti la vicenda di una bimba nomade rapita a Venezia 2 anni fa e portata a forza a Milano. Solo ora, infatti, dopo una lunga e complicata attività di indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia, si è capito, tra omertà e timori di ritorsioni, cosa sia realmente accaduto. Quale storia di degrado e sottomissione vi fosse alle spalle. La piccola era stata strappata dalle braccia della madre alla stazione di Mestre dai parenti dell'ex marito per un debito di 10.000 euro che lo stesso aveva contratto con un congiunto. Per obbligare così la donna, 33enne nomade, rimasta a Venezia e madre di 9 figli, a borseggiare i turisti sino ad onorare il debito stesso. Il sostituto procuratore Fabrizio Celenza ha indagato per sequestro di persone ed estorsione 3 uomini e 2 donne di nazionalità serba o bosniaca, risultati irreperibili e che graviterebbero in campi nomadi tra Roma e Milano. 2 di essi avrebbero eseguito il rapimento alla stazione di Venezia Mestre, altri 2 avrebbero trattenuto la piccola a Milano. Un altro medico vittima di aggressione, il direttore dell'ULSS 4 chiede più agenti per garantire la sicurezza. Stava visitando una bimba di 4 anni accompagnata dal nonno per un mal di pancia, quando l'uomo è andato in escandescenze perché la dottoressa gli aveva appena consigliato di portare la bimba da un pediatra la mattina seguente, non riscontrando alcun problema particolare. È successo lunedì verso mezzanotte nel pronto soccorso di Jesolo. Il nonno, residente in Svizzera, ha perso la calma lasciandosi andare anche ad offese pesanti nei confronti del medico. Ad un certo punto ha anche cercato di prendere alcuni ferri in ambulatorio, tra cui pinze e forbici, e solo l'intervento di un infermiere robusto ha impedito che la situazione degenerasse, spostando l'uomo verso la sala d'attesa. Lì però c'erano altri 6-8 parenti che hanno iniziato a loro volta ad offendere il personale in servizio. Il caos è durato circa un'ora, fino all'intervento di 2 agenti della polizia locale giunti sul posto per un incidente stradale, cui è spettato anche il compito di sedere gli animi. Sono situazioni che vanno condannate, il commento del direttore generale dell'ULSS 4 Bramezza, che chiede più personale ad occuparsi della sicurezza. I fischietti messi in dotazione, infatti, non sono sufficienti. Noi abbiamo chiesto la collaborazione della Questura di Jesolo attraverso il vicequestore dottor Fano, che ha dato subito la sua disponibilità, per cui ci saranno le pattuglie che loro hanno fuori durante la sera, faranno dei sopralluoghi al pronto soccorso, in modo che la presenza anche saltuaria, insomma, delle forze di polizia in divisa servono da deterrente, perché stiamo assistendo, soprattutto nei fine settimana, a tantissima gente che accede al pronto soccorso perché ubriaca e che tiene comportamenti altamente scorretti nei confronti del nostro personale. Bramezza insiste poi nella lotta all'abuso di alcol che a Jesolo fa da padrone nel fine settimana. Insieme alle forze dell'ordine dobbiamo operare con chi somministra l'alcol nei luoghi di divertimento il sabato sera, perché bisogna che diano un po' una regolata al fenomeno. Non si può pensare che un pronto soccorso il sabato e la domenica sia invaso da persone in coma etilico o che hanno grossi problemi di alcol, che quindi sono ingovernabili. Novità in fatto di residenzialità a Venezia per giovanissime e giovani coppie sono state annunciate dagli assessori Colle e Venturini. Nuovo provvedimento in tema di politiche abitative a Venezia. Sono stati infatti approvati 2 bandi relativi a 60 alloggi social housing. 30 destinati a giovani coppie e under 40, in particolar modo, che appartengono al ceto medio, quindi con ISEE di minimo 13.000 euro, massimo 30.000, e altri 30 alloggi destinati a giovani under 25 o under 30 neolaureati che vogliono restare ad abitare in città. L'idea è fornirgli degli alloggi, dei luoghi per dare una risposta
al bisogno abitativo che c'è per il ceto medio, però con delle regole innovative. In particolare gli alloggi per i giovanissimi under 30 e under 25 avranno dei canoni scontati, con l'idea di attrarre nuove generazioni e in qualche modo farli innamorare di Venezia, che è anche abbastanza facile, e farli poi restare qua. I bandi approvati dalla giunta comunale sono destinati a giovanissimi e giovani coppie e hanno l'obiettivo principale di ripopolare Venezia e le isole. Per quanto riguarda i giovanissimi, l'innovazione che non è mai stata presa in considerazione ma che noi tentiamo di portare avanti è il fatto di poter dare degli appartamenti in affitto di minime dimensioni con un contratto 4+4, però la grande novità è che i primi 4 anni si risolvono con un contratto con un abbattimento del canone dell'80%, circa 100 euro al mese. Perché? Perché noi possiamo dare la possibilità a questi ragazzi di iniziare una vita sociale propria, una grande possibilità di iniziare ad essere responsabili di loro stessi e di vivere la città di Venezia. Continuiamo con la cronaca. Un'intera serra per la coltivazione della marijuana l'hanno scoperta questa mattina gli uomini del commissariato di Jesolo durante una perquisizione in un'azienda agricola che produce piante da fiori. Le piante illegali erano nascoste tra i pomodori, erano alte più di 2 metri per un totale di 135 kg, quindi è stato facile individuarle. L'intervento ha interrotto il processo di produzione proprio nel momento in cui le piante erano prossime all'infiorescenza. Il vivaista, un 52enne del posto, aveva anche adibito un piccolo container ad essiccatoio dotato della strumentazione necessaria. All'interno sono stati trovati un bilancino di precisione, 430 grammi di stupefacente pronto per essere consumato. Il 52enne è stato arrestato e dal momento che è titolare di porto d'armi e possiede molti fucili da caccia, si è provveduto anche al ritiro delle armi con segnalazione alla prefettura come persona capace di abusarne. Siamo pronti a modificare parte del testo se ci sono miglioramenti da fare, ma il lavoro finora è stato ottimo. Il sindaco Luigi Brugnaro difende il nuovo regolamento di polizia urbana dall'attacco delle opposizioni. Sentiamo. Penso che la novità sia quella che vogliamo far rispettare le regole. Poi, se siamo bravi nel farlo e se siamo bravi nel spiegare alla gente che l'educazione e la prevenzione è meglio che non la cura, non c'è assolutamente dubbio che quella deve essere la strada, però quando uno pensa invece a prendere in giro gli insegniamo che a Venezia non è il caso. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro risponde alle critiche dell'opposizione sul nuovo regolamento di polizia urbana. L'introduzione del DASPO, ricorda, era una novità assoluta sul piano giuridico e abbiamo lavorato bene per dare a questa norma la migliore attuazione possibile. Abbiamo definito un lavoro, devo dire, anche abbastanza innovativo e certosino, una cosa che nessuno aveva mai ancora applicato, per cui la sanzione diventa una sanzione anche dura, che è l'allontanamento in città, per cui non c'è soltanto la multa dei 50 euro e chi ha i soldi può fare quello che vuole, qui diventa diverso. Se ci sono aspetti da migliorare li affronteremo nelle commissioni e poi in consiglio comunale, rassicura il sindaco, ma quello che conta è aver stabilito un principio: a Venezia le regole vanno rispettate. Il nuovo regolamento dovrebbe arrivare in aula dopo le ferie. Sono sempre stato contrario a limitare gli accessi a Venezia, ma ora è davvero troppo. L'assessore regionale al turismo Federico Caner si converte al numero chiuso. Io onestamente devo ammettere una cosa: sono sempre stato tra quelli che dicevano che Venezia deve essere una città aperta e che non si può chiudere. Mi devo rendere conto però che più passano gli anni, più Venezia è veramente presa d'assalto, e non soltanto in determinati periodi dell'anno, ma tutto l'anno. A questo punto credo che urge prendere dei provvedimenti seri e quindi pensare anche a limitare l'accesso in città. Da sempre contrario al numero chiuso per Venezia, l'assessore regionale al turismo Federico Caner si vede costretto ad arrendersi all'evidenza. Esistono soluzioni per controllare i flussi senza dover necessariamente chiudere la città, fa presente, come quella della prenotazione obbligatoria per le visite ai monumenti più celebri, magari legata al pernottamento in modo da scoraggiare i giornalieri. Ma anche queste soluzioni, allarga le braccia, alla lunga non saranno sufficienti. Se i flussi continuano ad aumentare, e ahimè secondo me continueranno, perché il trend turistico ci dice che entro il 2030 saremo 1,8 miliardi / 2 miliardi di persone che si muovono a livello internazionale, significa che Venezia verrà ancora più presa d'assalto. A quel punto secondo me arriveremo a una situazione dove
si è quasi costretti ad avere quasi un tornello in entrata. Con questi numeri non ci sono purtroppo alternative, sostiene l'esponente della Lega. Il rischio è di veder crollare la città sotto il peso del turismo, rendendo proibitivi anche i costi della manutenzione. A me dispiace perché è ovvio che Venezia non deve essere vista come esclusivamente un museo a cielo aperto, ma di fatto lo è, e non si può rischiare che cada sotto i colpi del turismo, e magari ripensare anche a una Venezia più viva, con più veneziani che la abitano, così recupera anche la vera essenza, la vera origine di questa bellissima città. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. La domenica. Rieccoci nuovamente in studio, una situazione ai limiti dell'assurdo, quella che racconta ai nostri microfoni Maurizio, invalido e costretto a vivere con 290 euro al mese senza acqua corrente in casa. Sentiamo. Da 8 anni vive senza acqua nella sua casa di Malcontenta perché non può permettersi di pagare la bolletta. Maurizio Gazzato, 61 anni, invalido civile per una ferita alla gamba che non gli consente di svolgere alcun tipo di lavoro, è abituato ad arrangiarsi come può. Andavo da Fontana a Malcontenta o al bar vicino con la tanica a prendere l'acqua. Nonostante avesse comunicato a Veritas la sua situazione, 8 anni fa la compagnia gli ha tagliato la fornitura in seguito a un contenzioso. Pagavo 10 euro di acqua e 40 di depurazioni che non venivano effettuate, racconta, perché non sono neppure collegato alle fognature. E chiamo il camion dell'amico mio che viene a scaricarmi le fognature e loro pretendono i soldi lo stesso e così mi hanno levato via l'acqua. In ogni caso i soldi per pagare non ci sono. Io prendo adesso da gennaio 290, l'anno scorso 280, mi bastano per mangiare e pagare metà luce. Non parliamo di una persona abbandonata, puntualizza Tino Bozza di Casa Pound, che ha assistito Maurizio nel raccogliere la documentazione necessaria per rivolgersi ai servizi sociali. Il Comune di Venezia molti anni fa aveva preso in carico la sua situazione. All'epoca hanno stabilito che poteva vivere senza acqua e gli avrebbero dato una quindicina di euro al mese per pagare mezza bolletta dell'Enel. Cioè, a me sembra la beffa oltre al danno, no? Nelle scorse ore il nuovo incontro con i servizi sociali negli uffici di Via Rinascita a Marghera. Per far sì che venga ripristinata il servizio idrico, e oltre al servizio idrico, visto la sua situazione di indigenza, anche abbiamo fatto richiesta per essere iscritto al REI, avere un supporto al reddito, perché con 290 euro al mese ovviamente uno non riesce a vivere. Mi hanno detto che adesso mi daranno una mano, vedono cosa possono fare. La spiaggia di Sottomarina è davvero per tutti grazie al progetto di Regione ULSS 3 che vede crescere anno dopo anno le attività dedicate ai disabili. Una gita in mare aperto su una barca attrezzata, un giro in kayak con istruttori qualificati o momenti di tenerezza in compagnia del simpatico cane Sketch. Sono alcuni dei servizi che ULSS 3 e Regione Veneto hanno reso accessibili anche ai disabili sulle spiagge di Sottomarina. Il progetto regionale sul turismo sociale e inclusivo scommette sul mare come luogo di socializzazione per tutti. Il nostro progetto è un progetto che può essere titolato Spiaggia e mare per tutti in sicurezza, e mette insieme la parte della sicurezza sanitaria con la parte appunto della spiaggia per tutti, insomma, ecco. È un progetto, quello che stiamo sviluppando qui a Sottomarina, che riguarda in particolare le persone con disabilità. Vogliamo una spiaggia non per le persone con disabilità ma con le persone con disabilità, quindi una spiaggia che possa veramente essere una spiaggia e un mare aperto a tutti. La maggior parte delle attività sono organizzate presso i Bagni Vianello, spiaggia certificata dalla Regione come inclusiva nel distretto di Chioggia. Lo stabilimento è dotato di percorsi accessibili, un'apposita pedana per sostare sotto l'ombrellone e docce dedicate. Il disabile può percorrere la spiaggia con apposite carrozzine che camminano sulla sabbia e che gli consentono anche di bagnarsi entrando in mare. L'ULSS 3 ha messo a disposizione un tablet con il linguaggio italiano dei segni e la presenza di un operatore sociosanitario per garantire assistenza.
Abbiamo consolidato le attività dell'anno scorso, quindi c'è la canoa in acqua, c'è la barca, il giro in barca, c'è la pet therapy e tante altre attività, ma abbiamo soprattutto consolidato nel senso di apertura superiore alle associazioni, c'è una presenza maggiore di associazioni di disabili che questo ci rende molto, come dire, positivi, nel senso che stiamo andando per la strada giusta. Sono circa un centinaio i disabili delle associazioni e cooperative sociali del distretto di Chioggia che hanno già aderito alle attività. A questi si aggiungono i turisti con disabilità che scelgono il nostro litorale per la qualità dei suoi servizi. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Giovanna Cordova, direttrice organizzativa del Tema Cultura Festival, e Edoardo Siravo, attore. E questa era l'ultima notizia, io vi lascio alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di giovedì 26 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese in locale sconfinamento alle pianure occidentali. Temperature minime tra 18 e 24 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 20 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Uno sguardo infine alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.